l'ultimo dei giudici è considerato Samuele, il profeta che segnò il passaggio dalla fase, diciamo, della anarchia alla costituzione della monarchia. Stiamo leggendo episodi importanti della narrazione deuteronomista che riassume la storia di Israele da Mosè all'esilio con un intento catechistico, con il desiderio di formare le nuove generazioni insegnando le tradizioni fondamentali. Giosuè ha conquistato la terra nel senso che ha accolto il dono che Dio ha fatto di quella terra al popolo. Il popolo si insediò a macchia di leopardo, diciamo, in mezzo alle popolazioni cananee che già abitavano nella zona e di momento in momento, di fronte ad alcuni pericoli, il Signore suscitò i cosiddetti giudici, degli eroi carismatici che liberarono il popolo da nemici oppressori. Verso l'anno 1000, avanti Cristo naturalmente, la situazione divenne ancora più pericolosa perché comparve un nuovo nemico, i popoli del mare, i Filistei, di un'altra razza, provenienti dal Mar Mediterraneo, portarono armi e strumenti più sofisticati e Israele venne a trovarsi in gravi difficoltà. Personaggio carismatico di questo periodo fu Samuele, un grande personaggio profetico, un leader spirituale. Potrei quasi definirlo uno stregone, se la parola in italiano non suonasse male, perché non ha niente di negativo né di connesso con la magia. Il senso della terminologia è quello di evocare un personaggio che ha un ruolo di insegnante, di formatore, ma nello stesso tempo sacerdotale, sa interpretare i segni dei tempi, sa essere portavoce di Dio, prende delle decisioni con un carisma religioso molto forte. E in inglese si potrebbe davvero definire come un wizard, e non suona male come stregone, anche perché la radice di questa parola inglese è wise, cioè saggio. È il grande saggio, è il capo del villaggio in quanto portatore di una sapienza superiore. Nel primo libro di Samuele, per presentare questo grande personaggio, se ne racconta addirittura la nascita. Non è comune che dei personaggi biblici venga raccontata la nascita. Lo si fa solo in qualche caso per sottolineare qualche aspetto importante del personaggio. Nel caso di Samuele, il narratore deuteronomista che ha composto queste pagine ha dato grande rilievo alla origine della persona di Samuele. E inizia così il primo libro di Samuele. C'era un uomo di Ramataim, un sufita delle montagne di Efraim,
chiamato Elcana. Quest'uomo aveva 2 mogli, l'una chiamata Anna, l'altra Peninna. Peninna aveva figli, mentre Anna non ne aveva. È la storia di un contadino delle montagne di Efraim. È la condizione normale quella della poligamia, e veniamo a sapere che di queste 2 mogli una non ha figli. Il seguito del racconto mette in evidenza il dramma di questa sposa senza figli. È chiaro che c'è una competizione con l'altra. Ogni anno questa famiglia di contadini saliva a Silo, in pellegrinaggio, là dove era stata collocata l'Arca dell'Alleanza. Teniamo conto che in questa epoca arcaica Gerusalemme non è ancora città israelita, è una città abitata dai Gebusei. Israele si è insediato in altri territori liberi. L'Arca dell'Alleanza, quella scatola che contiene le tavole di pietra, documento della legge, alleanza fra Israele e il Signore, è custodita sotto una tenda e si muove insieme con il popolo. Giosuè l'aveva portata a Sichem, adesso si è spostata sempre in quella zona delle colline di Samaria e il santuario è a Silo. I contadini che abitano in quella regione una volta all'anno fanno un pellegrinaggio per presentarsi davanti al Signore. Offrono sacrifici di comunione, uccidono un animale, dicono delle preghiere, presentano qualche parte dell'animale al Signore, lo bruciano sull'altare, il resto lo consumano insieme in un banchetto di festa. In quelle occasioni Peninna, circondata dai figli, ottiene tante parti, Anna una sola e sente con peso il fatto di non avere figli. Avveniva ogni anno, mentre saliva alla casa del Signore, quella la mortificava. Allora Anna si metteva a piangere e non voleva mangiare. Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? È una tenerezza da marito abbastanza eccezionale. Una nota teologica fine dell'autore, che è molto tardivo, anche se l'episodio è ambientato in un'epoca arcaica, l'autore che scrive questo testo è un autore teologicamente maturo e molto più vicino a noi. In questi dialoghi il narratore mette in scena un dramma umano, una donna mortificata da un'altra donna. Pensate che situazione, 2 mogli, di cui una sterile, e quella che ha i figli mortifica l'altra. Anna, sterile, si sfoga con il Signore. Chiede al Signore in Silo il dono di un figlio. Il sacerdote Eli, custode dell'arca, assiste alla sua preghiera. Anna prega sottovoce fra sé, ma muove le labbra. Eli la prende per ubriaca, la rimprovera, la manda via, e lei,
spiega invece la sua umiliazione, esprime la preghiera e fa un voto al Signore. Se il Signore mi concede un figlio, io glielo regalo. Tornarono a casa. La donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo volto non fu più come prima. Il mattino dopo si alzarono, dopo essersi prostrati davanti al Signore, tornarono a casa in Rama. Elcana si unì a sua moglie e il Signore si ricordò di lei. Così, al finir dell'anno, Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, Shemuel. Il Signore ha ascoltato, perché diceva: al Signore l'ho richiesto. Io ho fatto una domanda al Signore. Il nome viene spiegato in due modi: richiesto al Signore, ovvero il Signore ha ascoltato la richiesta. L'anno dopo Anna poté soddisfare il suo voto. Il bambino era piccolo. Quella volta non andò. Vuole svezzare il bambino. Quando lo ebbe svezzato, lo portò con sé. Con un giovenco, un'efa di farina, un otre di vino e lo introdusse nel Tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Lo svezzamento avveniva verso i 3 anni, anche perché non avevano altre possibilità di nutrire bambini così piccoli e li allattavano fin circa ai 3 anni. Al momento in cui il bambino comincia a essere un po' indipendente, riesce a mangiare da solo, Anna lo porta al santuario di Silo e lo regala al Signore. Lo aveva promesso. È ceduto al Signore come uno schiavo della tenda sacra. È una specie di chirichetto, noi potremmo dire col nostro linguaggio, un ministrante, un inserviente, un personale sacro dato al Signore come riconoscenza. È importante questa sfumatura. La donna sterile, mortificata dalla sua rivale, ha ottenuto per grazia il dono di un figlio. È sempre lo stesso tema. La terra è data in dono, il figlio è dato in dono. Il piccolo, il debole, l'umile, l'umiliato, la donna mortificata perché sterile, viene guardata dal Signore e arricchita di un dono grandioso. Quel bambino tanto atteso diventerà quel personaggio così importante. Il ruolo di Samuele sarà decisivo, è il grande uomo di Dio che ha fatto fare il passaggio alla storia di Israele. E raccontare questa sua nascita serve per presentare quella persona come un dono di Dio. La madre l'ha ricevuto in dono e ha capito che il figlio è un dono e ne ha fatto dono al Signore. E tutti quelli che conoscono Samuele da grande o da vecchio e lo considerano uomo di Dio, sappiano che è un dono di Dio. Al capitolo 2 viene presentato il cosiddetto cantico di Anna, la madre di Samuele
intona una preghiera di ringraziamento. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Il cantico di Anna è modello del Magnificat di Maria. L'Evangelista Luca ha assunto il cantico di Anna per elaborare la preghiera di Maria, madre che ringrazia il Signore per il dono straordinario di un figlio, per questa grazia eccezionale. Il cantico di Anna termina dicendo: il Signore darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo Messia. È già un annuncio di un intervento salvifico di Dio attraverso il Re e attraverso il Messia. Dunque, il piccolo Samuele viene ceduto al santuario e cresce nella tenda al servizio di Eli come un povero inserviente. Al capitolo 3 incontriamo lo splendido racconto della vocazione di Samuele. È uno dei rarissimi casi dove si parla di vocazione infantile. Il racconto della vocazione di Mosè riguarda un uomo di 80 anni. La vocazione di Gedeone è di un uomo grande, grosso, capace di combattimento. È un adulto formato e capace. La vocazione di Samuele riguarda un bambino, un povero bambino inserviente del Tempio, senza potere, senza ruolo, senza alcun titolo. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni. Le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto. I suoi occhi cominciavano a indeborirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel Tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Viene chiamato Tempio, ma non è il Tempio in muratura che costruirà Salomone molti anni dopo. Qui siamo in campagna, sotto una tenda. Il vecchio sacerdote Eli è ormai cieco. È importante questo particolare. Il sacerdote, quello della linea diretta dei successori di Mosè, è ormai cieco, incapace di vedere, invecchiato e, lo sapremo poco dopo, connivente col male. Non ha visioni, non ha più la capacità di portare la parola di Dio. E tuttavia la lampada non era ancora spenta. C'è una luce che brilla nella notte. C'è una speranza di novità, di ripresa, anche se il sacerdote Eli non vede più niente. Il sacerdozio levitico era legato alla famiglia, ormai comandavano i suoi figli, Cofni e Pincas, ma sono due poco di buono, sono due briganti. Il libro li descrive come turpi affamati di guadagno.
E il vecchio padre non rimprovera i figli, lascia correre, accetta questa situazione di male, in quel senso è diventato cieco. Allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose, eccomi. Poi corse da Eli e gli disse, mi hai chiamato? Eccomi. È un ragazzino alle dipendenze di questo vecchio sacerdote, abituato a essere continuamente chiamato e scatta subito per rendersi disponibile. Sente il proprio nome, corre dal superiore. Il vecchio Eli gli risponde, non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire, ma il Signore chiamò di nuovo, Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli, dicendo, mi hai chiamato? Eccomi. Ma quello rispose di nuovo, non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà, Samuele, fino ad allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stato ancora rivelata la parola del Signore. Non ha ancora fatto l'esperienza di Dio, non sa chi sia, non sa come si manifesti. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo, mi hai chiamato? Eccomi. Allora Eli comprese che stava avvenendo qualcosa. Questo ragazzino si sentiva chiamato, mentre lui stava zitto. Quindi qualcun altro chiamava il ragazzo. Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele, vattene a dormire, e se ti chiamerà di nuovo dirai, parla Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Il vecchio Eli non è un buon sacerdote, ma tuttavia conosce la teoria. Ha saputo insegnare al piccolo la strada giusta da percorrere. Se ti chiama, digli, parla perché il tuo servo ti ascolta. Eli spiega ad altri come bisogna comportarsi. Lui non ha imparato però a fare così. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte. Samuele, Samuele. Samuele rispose subito, parla, perché il tuo servo ti ascolta. Allora il Signore disse a Samuele, ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. E segue un discorso di condanna di Eli. Ma pensate, il Signore ha scelto questo ragazzino per dirgli che punirà il grande sacerdote. Non l'ha detto a Eli, lo ha detto al bambino e ha mandato il bambino a riferire. Immaginate il chirichetto che ha la visione e deve riferire al vescovo che il Signore lo rifiuta. Il bambino che va a dire al capo, il Signore ti contesta perché tu non fai bene quello che devi fare. Al mattino Eli chiamò Samuele e gli disse, Samuele, figlio mio. Rispose, eccomi. Disse, che discorso ti ha fatto?
non tenermi nascosto nulla. Così Dio faccia a te anche peggio se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto. Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. E disse: è il Signore, faccia ciò che a lui pare bene. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Chi è il soggetto? Il Signore non lasciò cadere nel vuoto nessuna delle parole che aveva detto. Ma è anche possibile intendere: Samuele ascoltò e non lasciò passare in vano nessuna delle parole che aveva ascoltato dal Signore. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Beersheba, dall'estremo nord all'estremo sud, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. Ecco chi è il profeta: un dono di Dio che sa dire: parla, Signore, il tuo servo ti ascolta.